ridendo e scherzando siamo arrivati alla 7ª edizione della festa della Madonna del Landro del Collon. Per chi non lo sapesse, è un'iniziativa che ho voluto io. È stata una mia volontà quella di ricercare il sito, perché gli ingredienti ci sono tutti. C'è la montagna, c'è la grotta, c'è la Madonnina. La Madonnina era un regalo di nozze che avevo ricevuto da mio zio e che non trovava una giusta collocazione a casa mia. Per cui a un certo punto ho detto: perché non creare un tabernacolo col ferro battuto del maestro Piazza di Lorenzago, che è il famoso scultore dei papi. Ha fatto diverse opere dei 2 papi che hanno frequentato quel bel paese del Cadore. Perché ho voluto questa festa? È un po' un rivivere le tradizioni del passato, però io l'ho detto anche in altre occasioni, nelle altre edizioni, non è un guardare al passato con nostalgia, è un guardare al passato per vedere cosa hanno fatto i nostri avi, i nostri nonni, e che ci hanno lasciato poi una traccia che noi dovremmo seguire. È un po' quindi vivere il ricordo di quello che ci hanno lasciato per mirare al nostro futuro. A questo proposito vorrei anche ricordare questi anziani che se ne sono andati. Ce ne sono purtroppo tanti, ogni anno ce n'è qualcuno, e io li ricordo perché nei miei racconti di montagna loro sono sempre stati importantissimi per la ricerca delle tradizioni, per la ricerca anche della toponomastica, per la ricerca delle curiosità che troviamo in queste bellissime montagne. Quest'anno c'è stata la scomparsa di uno di questi personaggi che io ricordo in maniera particolare, ed è stato Piero Piccin. Piero Piccin, per chi l'ha conosciuto, di Nove, era veramente la memoria storica del Visentin. Con lui ho scoperto delle località meravigliose, ho scoperto dei sentieri che neanche immaginavo ci fossero, e ho fatto anche un libro. Oltretutto qui c'è la presenza di quello che io chiamo l'Om Salvarec, che in realtà è Maurizio Bozzolo, e con lui poi abbiamo scoperto delle cose fantastiche di questa magnifica montagna. Piero Piccin è quindi un po' l'emblema, è un po' il riferimento di questa montagna, ed è il riferimento anche della festa di oggi. Tant'è che, vedete qui c'è un picchetto di alpini, lui è stato uno dei fondatori dell'associazione del gruppo alpini di Nove, e oggi abbiamo la presenza del figlio Franco e anche dei suoi soci del gruppo alpini. Un ricordo di Piero lo possiamo anche associare a un altro Piero, un Piero che ci ha allietato nelle serate con le sue trasmissioni televisive, Piero Angela. E c'è una frase che lui ha ricordato e che penso che anche lo stesso Piero Piccin avrebbe simpaticamente replicato. Piero Angela aveva detto: io penso di aver fatto la mia parte, ora è giusto che facciate voi la vostra parte. È questo il messaggio che io vorrei che portassimo tutti a casa quest'oggi. Quindi queste persone che hanno lasciato il segno, hanno lasciato una traccia, e noi dobbiamo continuare su questa traccia. Ecco il perché io ho voluto fortemente questa festa, per ricordare il passato ma per guardare al futuro. Grazie di tutto, e ringrazio in particolare chi mi ha dato una mano anche oggi a portare il materiale, perché purtroppo ho avuto un incidente sul percorso, sono stato operato a un occhio martedì scorso, ma sono sicuro che in qualche maniera avrò modo di ripercorrere questi sentieri come facevo una volta. Ringrazio voi tutti per questa presenza, siete l'edizione record, perché non ricordo una presenza così numerosa. Ringrazio i cori, come ho detto prima, qui abbiamo una selezione particolare, un mix
tra il coro Castel e il coro Code di Bosco, che mi hanno ascoltato. Ci siamo conosciuti qualche mese fa grazie a una canzone che resterà alla luce del maestro Giorgio Susana, che oggi conoscerete, e grazie a quella canzone oggi abbiamo la possibilità di sentire queste magnifiche canzoni. Ringrazio ovviamente il Comune di Vittorio Veneto, che mi dà il supporto ogni anno come patrocinio e che ci permette anche di parcheggiare a bordo strada lungo la strada del Visentin, perché ovviamente abbiamo delle località molto difficoltose per quel che riguarda la logistica. Ringrazio l'associazione Valla Pisina Iniziative, che mi dà il supporto e che troverete dopo nel rientro a Borgo Collon, con un chiosco per un brindisi e un panino per mangiare in compagnia. E ringrazio i pescatori di Vittorio Veneto che ci preparano il sentiero, e vedete che l'erba è stata tagliata, è stata messa a posto appunto da loro. Ringrazio il proprietario della grotta, che è qui presente, il signor Segat, che insieme ai fratelli mi ha dato la possibilità di accedere alla grotta e di fissare quella Madonnina che poi ci accompagnerà per la cerimonia religiosa. E last but not least ringrazio il parroco, che quest'oggi è una figura eccellente, perché è il vicario del vescovo, è Monsignor Martino Zagonel, e veramente ho il piacere di averlo qui ospite e ci celebrerà insieme a noi la messa, quindi grazie infinite. Spero di non essermi dimenticato di nessuno, magari anche mia moglie, così, che è qui presente, che normalmente non mi accompagna mai in montagna, ma in questo caso per questa cerimonia è sempre presente. C'è anche mio fratello qui, ci sono tanti amici anche da Belluno, e amici un po' dappertutto. Vedo le presenze anche qui di Fais, che Fais per me vuol dire moltissimo, perché ho fatto delle scorribande fantastiche alla ricerca di informazioni, alla ricerca di sentieri. Mi avete aiutato tantissimo. Io vi lascio anche con questo messaggio: vorrei che questa festa continuasse per sempre. Datemi una mano, perché è difficile organizzarla, c'è una burocrazia che è pazzesca, ogni anno è sempre peggio, ma ce l'ho fatta anche questa volta. Aiutatemi a portarla avanti. E viva la festa della Madonna del Collon. Grazie. Grazie. Adesso lascio la parola al coro, ci canteranno una bellissima canzone che è Montagne, dopodiché verrà celebrata la Santa Messa. Grazie a tutti. Levate
Grazie al coro. Ecco, prima di passare la parola al Monsignor Martino Zagonel, voglio ricordare che la cerimonia viene registrata dalla Tenda TV. Qui è presente Federico Campo Dall'Orto, altro personaggio che mi dà sempre supporto, anche non solo a livello tecnico ma anche a livello organizzativo. E ricordo anche che la manifestazione è supportata dal settimanale diocesano L'Azione. Grazie. Celebriamo ora la messa. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori nella noce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Tu che sai scappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere, tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori dalle rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Di solito noi siamo bravi a lamentarci. Oggi iniziamo la messa trovando nel cuore motivi per dire grazie Signore. Vi do il tempo di 20 secondi. Magari al grazie possiamo aggiungere perdono, Signore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Diamo gloria a Dio. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le nostre forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascolteremo 3 letture. Il tema comune è Dio è misericordia. Ascoltiamo. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi. Gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: Ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti.
Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ha ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Oggi io non intendo fare una predica, intendo fare una introduzione al Vangelo. È talmente bello il Vangelo che rischio nel commentarlo di rovinarlo. Però ho bisogno di tutta la vostra attenzione nel momento in cui leggo il Vangelo. Qui ci sono dei bambini, vero? Emma, per esempio, e altri. Venite qui davanti, per favore. Che bello, venite qua davanti. Qui, davanti a questa roccia, potete anche appoggiarvi. Guardando verso di me vi appoggiate e quasi vi sedete. Così, bravi, così. E tu vieni di qua, c'è un posticino per te. E tu anche. Voi vi stringete, posto per tutti, vieni su. E tu, vuoi che non ci sia un posto per lei? Sì, dai, appoggiati anche tu. Siete il numero perfetto, 7. Allora, guardatemi negli occhi. Parlo a voi per parlare a tutti. Introduco il Vangelo di oggi. Gesù ha parlato di Dio e ne ha parlato in due modi. Ha detto: Dio è colui che ha creato il mondo. E tu apri gli occhi e ti incanti, come oggi, guarda che bello. Il sole, l'aria, il verde. E noi camminando che apprezziamo e gustiamo di tutte queste cose. Il creato, donato da Dio agli uomini. E poi Gesù ha detto: Dio però è anche il Salvatore, perché c'è qualcosa di cattivo nell'uomo che deve essere buttato via, salvato, perché l'uomo abbia la gioia piena nel suo cuore. E allora, se noi vogliamo conoscere Dio, cosa che non sempre vogliamo, occorre che noi curiamo gli occhi e curiamo il cuore. Gli occhi per vedere le bellezze e il cuore per avvertire che il nostro cuore è bisognoso di amore, di un amore così grande che solo Dio lo può dare. E allora, ogni giorno noi possiamo godere del creato.
E oggi, la domenica, in modo particolare, diamo attenzione al cuore per vedere come nel cuore c'è un posto per Dio amore. Detto questo, io vi leggo il Vangelo. Anche per voi. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, piena di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto quello. Rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Il padre gli rispose: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Adesso tornate con i vostri genitori, pian piano, va bene? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, sì dalla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e della vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la gioia indicibile che il Padre misericordioso ha in serbo per i peccatori pentiti ci conforta e ci sprona ad un maggiore impegno nella nostra vita cristiana. Diciamo con fede: Padre, ascoltaci. Padre, ascoltaci. Per la Chiesa, sempre bisognosa di purificazione, viva in continua conversione al fine di crescere nella comunione, nella partecipazione e nella missione a cui tende il cammino sinodale. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per coloro che si sono allontanati da Dio per colpa propria o per scandali altrui, una salutare inquietudine ridesti in loro il desiderio di riconciliarsi con il Padre nel sacramento della penitenza. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per il mondo lacerato e diviso,
le discordie si compongano in armonia, le ingiustizie in fraternità, al potere subentri il servizio, alla disperazione e la speranza in un mondo giusto e pacificato. Preghiamo. Padre, ascoltaci. Per noi qui riuniti, la nostra assemblea eucaristica sia il luogo del perdono e della festa in nome di Cristo Signore, che ci ha riconciliati nell'amore. Preghiamo. In quest'ultima settimana la nostra diocesi ha vissuto 2 avvenimenti molto importanti. Il primo è la beatificazione di colui che fu nostro vescovo, Albino Luciani, a Roma, domenica scorsa, motivo di gioia. L'altro, la morte, il martirio di Suor Maria De Coppi, una suora nativa da Ramera, sotto Conegliano, missionaria da tantissimi anni in Africa, consapevole che rischiava la vita, ma testimone fedele del Vangelo. Per questi motivi noi ringraziamo e troviamo motivo per confermarci nella fede. Tutto presentiamo a te, o Padre, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei Tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in Tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Attendi. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Qualcuno ha detto che la preghiera del Padre nostro è la sintesi di tutto il Vangelo. In effetti, credere che Dio è Padre e che noi siamo figli e di conseguenza trattarci come fratelli è la sintesi della nostra fede. Preghiamo perché questo lo possiamo credere, ma soprattutto lo possiamo vivere. Non solo pregarlo di domenica, ma viverlo durante la settimana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E offriamoci uno sguardo di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Io ti cerco, mio
Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo sentito cantare l'Ave Maria, ma adesso la recitiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Grazie al coro. E prima di lasciare nuovamente la voce a loro, perché ci concluderanno con un paio di canzoni, tra cui anche una molto bella, come dicevo prima, Resterà la luce, è una canzone per me molto importante. È stata realizzata dal maestro Giorgio Susanna e da Gianfranco Salatin. È una canzone che troverete anche disponibile su YouTube, ascoltatela perché è veramente molto bella. A proposito di citazioni, di ricorrenze, prima il Monsignor Martino aveva citato la ricorrenza importante della beatificazione di Papa Luciani. Vorrei ricordare però che proprio lui quest'anno ha celebrato i 50 anni di sacerdozio, per cui vorrei rivolgere a lui un ringraziamento e un applauso. Grazie Don Martino per essere venuto, per essere stato qui con noi. Spero che le sia piaciuto l'ambiente, che è veramente magico. Resterà la luce.
borghi. Resterà il passo sul sentiero della montagna, tra le cime che si innalzano nel cielo, nel cielo resterà la voce melodiosa dei nostri cuori dal vento trasportata di colle in colle. Resterà la luce, resterà la luce, resterà a far splendere come perle le nostre lacrime di figli immensamente Scatenati. Una regina de San Mattio la vuole l'acqua dentro il suo castello, ma che la porta il capitano, quel che comanda la città de Giano. O la regina de San Mattio la vuole l'acqua dentro il suo castello, ma che la porta il capitano, quel che comanda la città de Giano. Ma capitano, casa l'amore, la se la fiola di Liliano bello, e se la porta nel suo castello, e l'indormenza con le serenate del capitano, le se acconta la città de Giano. Ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua nella valle sopra. Il capitano è che ha paura della busa fonda, la busa nera, e il capitano bello se dispera, il capitano, quel che comanda la città de Giano. Ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua rente l'erba menta, con l'erba amara, la busa fonda la diventa chiara, col primo sole della mattina, la prima onda se dell'acqua fina, col primo sole la prima onda, con l'erba fina la diventa bionda, col primo sole della mattina il capitano trova l'acqua fina, col primo sole la prima onda, con l'erba menta la diventa bionda, col primo ciaro della mattina il capitano beve l'acqua fina. Ma la regina non si contenta, la vuole l'acqua dentro il suo castello, che la porta il capitano, la vuole la fiola di Milano bello, bello, che tanti fiori che profuma il mondo, ma il capitano li porta via. Così la storia del suo la storia del capitano, perché comanda la città de Giano. La storia della regina che la voleva tutta l'acqua fina, ma il capitano la porta via, ma il capitano la porta via. La porta via, così la storia la se finia, così la storia la se finia, la se finia.